Benvenuti, oggi è giovedì 11 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:23. La luna sorge alle 10:58 e cala alle 23:38. Oggi si celebra San Benedetto. Il nome Benedetto ha origine latina e significa che augura il bene. L'11 luglio è la giornata internazionale della popolazione. La ricorrenza è stata istituita nel 1989 dal Consiglio di Governo del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. Si tratta di una ricorrenza durante la quale la comunità internazionale richiama l'attenzione sull'urgenza e l'importanza delle questioni riguardanti la popolazione. La giornata internazionale della popolazione ha come obiettivo principale quello di aumentare la consapevolezza su temi quali l'importanza della pianificazione familiare, l'uguaglianza di genere, la povertà, la salute materna e i diritti umani. Sono 90 le candeline per lo stilista Giorgio Armani. Fondatore dell'azienda omonima, rappresenta uno dei marchi più importanti al mondo nel campo della moda. La sua ricchezza nel maggio 2022 è stata valutata nella rivista Forbes di circa 6,8 miliardi di dollari, una cifra che lo rende il terzo in Italia. Festeggia 88 anni l'attore pugliese Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria. È Totò, il principe della risata, che gli suggerisce di scegliere il nome d'arte. Il successo arriva con la commedia sex all'italiana. La svolta come personaggio TV avviene alla fine degli anni 90, quando debutta nella fiction Un medico in famiglia, nei panni di Nonno Libero. Tra i suoi film più noti c'è L'allenatore nel pallone. Per questo personaggio nel 2014 l'Ajax gli ha assegnato il patentino di allenatore ad honorem. Infine, oggi compie 34 anni il performer romano Achille Lauro. Sin da subito notato col primo mixtape Barabba, collabora con diverse etichette indipendenti e con tutti gli artisti più affermati nel panorama hip hop italiano, fino all'incontro con Marrakesh e Shablo. Partecipa 3 volte al Festival di Sanremo, l'ultima col brano Domenica. Campioni del mondo, queste parole magiche, pronunciate 3 volte dal leggendario telecronista Nando Martellini, risuonano ancora oggi. È l'11 luglio del 1982, una data che rimarrà incisa nella memoria di tutti noi. Gli azzurri trionfano in Spagna contro la temibile Germania Ovest con un 3-1 grazie alle reti di Rossi, Tardelli e Altobelli. Sapevate che ci fu un tempo in cui non era il cane il migliore amico dell'uomo? Lo era infatti la volpe. È quanto suggerisce uno studio pubblicato su Royal Society Open Science, che ha rianalizzato i resti di un sito di sepoltura portato alla luce nel 1991 in provincia di Buenos Aires, Argentina, traendo nuove conclusioni. Ci sono infatti svariate conferme del fatto che l'animale vivesse integrato nella società umana. Buongiorno ai 12. Oggi la bella Venere sorprende tutti ed è la protagonista dell'evento astrologico della giornata. Venere lascia il Cancro e inizia il suo focoso cammino in Leone. Vediamo cosa accade. Ariete, bellissima notizia per voi visto che Venere risulta compatibile in Trigono e quindi via la stagione dell'amore senza dubbi né preoccupazioni. Siete contenti? Ottimo anche per sport, salute e fertilità. Toro, la giornata di oggi prevede l'abbandono della bella Venere, la vostra Venere, dal Cancro, per cui una Venere di sestile amica che si trasforma in una Venere di quadratura che vi chiederà ambiziosamente qualcosa in più e di aggiustare sicuramente i livelli relazionali tra voi ed il partner.
Gemelli, la giornata di oggi si apre con una bellissima notizia. Venere è di nuovo compatibile e amica, è una Venere di sestile, pratica e sarà di nuovo comunicativa. È decisamente molto pronta a farvi pronunciare parole d'amore. Torna il sentimento per voi senza troppe lucubrazioni mentali e senza troppi pensieri. Cancro, la bella Venere vi saluta dopo aver operato benissimo nei vostri gradi ed aver brillato per voi in una maniera molto costruttiva e proficua. Ora si sposta in seconda casa e quindi vi chiede di essere un pochino più talentuosi nell'amministrazione economica e gestionale della vostra vita. Leone, bellissima notizia per voi, oggi entra Venere, quindi più forti, più sani, più belli e con una focosa voglia di amare. Dipanati i dubbi dalla vostra relazione sentimentale ed avendo accettato un nuovo corso della vostra storia, ecco che finalmente Venere vi è lieta e vi porta tantissime belle novità. Vergine, una Venere che per voi diventa timida, emotiva, che si nasconde un po' e che sicuramente porta una serie di cambiamenti nella vostra vita. Il bisogno di amore su cui riflettere è notevole, quindi cercate, anche risvegliando un po' il vostro Mercurio che è nella stessa posizione di 12ª casa, di essere più comunicativi a livello affettivo, oramai è una necessità. La Luna, peraltro in opposizione a Saturno, oggi vi fa riflettere molto su quanto il lavoro toglie tempo al vostro spazio sentimentale. Bilancia, Venere, la vostra Venere è decisamente più focosa, è amica, è nuova, è rinnovata, è molto più ambiziosa, entra nell'area delle amicizie dove troverete finalmente l'amore. Scorpione, una giornata oggi che inizia con una Venere di quadratura e con l'opposizione anche di Marte. Diciamo che i pianeti che riguardano gli affari di cuore e la passione non sono proprio compatibili ai vostri gradi, ciò non di meno stimoleranno molto la provocatorietà e poi voi Scorpione rendete meglio in situazioni di crisi, per cui se sentite il bisogno di una relazione nuova non avete bisogno di altro che sedurre e essere ancora una volta il segno del fascino. Sagittario, giornata oggi che apre con una Venere compatibile, una Venere di trigono, quello che ci voleva finalmente dopo tanti dubbi e tribolazioni e tante cose da fare. Torna finalmente l'età degli amori estivi per voi. Ecco che i Sagittario si risveglieranno e ameranno istintivamente a più non posso. Capricorno, ben contenti di sapere che Venere è finalmente uscita dall'opposizione, finalmente le beghe in amore si dissolvono e sarete più tranquilli e sereni nella relazione con il partner, quindi rilassatevi adesso e soprattutto fatevi belli per gli altri. Un po' un nuovo look, una nuova immagine di voi è consigliabile. Acquario, Venere entra in opposizione, non che la cosa vi riguardi molto, proprio perché fascinosi come siete, giocare alla provocazione senza troppo interessarvi è un po' un vostro lato costituzionale, per cui troverete assolutamente logico il fatto che sarete sempre molto desiderati, ma non avrete proprio voglia di incastrarvi in una storia. Pesci, Venere smette il suo trigono, quindi un po' meno amorevoli del solito, ma molto più pratici e razionali. Dopo aver dato tanto, adesso finalmente è ora anche di ricevere e di raccogliere per voi qualcosa di importante. Giorgio Ambrosoli, un avvocato coraggioso e incontrollabile, si trova a Milano. Ma quella notte dell'11 luglio 1979, davanti alla sua casa, accade qualcosa di terribile. Un sicario della mafia americana a servizio del banchiere Michele Sindona lo uccide senza pietà. Ma perché? Ambrosoli era commissario della banca privata italiana e stava svolgendo un'indagine su Sindona e le sue attività finanziarie. Il giorno successivo alla sua morte, Ambrosoli avrebbe dovuto confermare ufficialmente la chiusura della banca e attribuire la responsabilità a Sindona, che era già sotto indagine anche negli Stati Uniti. Questo brutale omicidio ha scosso il mondo, rivelando i legami oscuri tra la mafia e il mondo della finanza. Preparatevi a scoprire un'antica verità. Two heads are better than one, ossia 2 teste sono migliori di una.
Questo famoso detto ci insegna che è meglio lavorare insieme ad altre persone piuttosto che cercare di affrontare tutto da soli. Lavorare in squadra e condividere le idee può portare a migliori risultati. Quindi se avete un problema o una sfida da affrontare, non abbiate paura di chiedere aiuto. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il fumettista Guido Crepax. Siamo a Milano, metà degli anni 60, una città piena di creatività. Guido si chiude nella sua stanza e attraverso il suo pennino magico prende vita Valentina. Valentina è un'incarnazione degli impulsi sensuali di Crepax stesso. Disegnata con eleganza, Valentina incarna la bellezza senza volgarità, sempre avvolta da abiti che si fondono con la sua pelle. L'amore di Crepax per gli oggetti si manifesta nelle sue opere, tra telefoni, giradischi e automobili. E sì, è anche un feticista dichiarato, amante delle scarpe, dei calzini e delle reggicalze. Dopo una lunga avventura, Valentina saluta il suo pubblico nel 1996 con un volume che porta un titolo esplosivo: Al diavolo Valentina. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre. Quindi facciamo un gioco. Ad ogni persona che incontrate oggi fate almeno un sorriso. Il karma vi ripagherà. Noi ci vediamo domani, sempre qui. Buona giornata dalla vostra Martina.